Grazie, grazie anche per l'invito a questa bellissima giornata, a nome mio e a nome di tutta l'associazione. Io ho preparato anche qualche immagine un po' per far sì che si possa capire un po' meglio quello che è la nostra attività nel complesso, ed è un po', diciamo, il fuoco del mio intervento, quello di raccontarvi un po' l'attività complessiva, diciamo, che portiamo avanti da ormai circa, sono 8 anni ufficiali che esiste l'associazione, ma sono più di 10 anni in realtà che abitiamo questo spazio, e devo dire che effettivamente lo sguardo che è una questione sia di sguardo che di comunità, non so come dirlo, ma diciamo, questo era un teatro che era stato abbandonato dalla sua comunità da circa 30 anni, a fine anni 80, insomma, era un teatro completamente abbandonato. Si trova all'interno di un palazzo tardo rinascimentale, e la comunità di Gualtieri ne ha voluti due nel corso del tempo, e noi siamo il terzo teatro sulle tracce del primo, in qualche modo. Il primo è del 1775 e probabilmente è andato bruciato. Ne abbiamo trovato le fondamenta durante i lavori di cantiere aperto che vi spiegherò fra poco. Il secondo è del 1905, sì, ma vai pure, scorrile pure, queste sono immagini del teatro sociale, che ha funzionato dopo essere diventato anche cinema intorno, insomma, dagli anni 30 in avanti fino alla fine degli anni 70, fino alla metà degli anni 70, e poi è stato chiuso. Nel 2005 siamo entrati noi, e da lì in avanti, diciamo, è iniziata un'altra storia sul solco di quella che ci precedeva, ed è una storia che parte da uno sguardo abbastanza facile in realtà. Noi ci siamo trovati in un teatro che non aveva più il palcoscenico, perché i lavori di consolidamento all'inizio degli anni 80 l'avevano smontato, poi sono stati interrotti per mancanza di fondi, e quindi il teatro che abbiamo trovato noi era un teatro senza palcoscenico. E lo sguardo che ci ha subito guidato nell'abitarlo era quello di mantenerlo così, cioè di usarlo rovesciato. Ora la scena è dove una volta stava il pubblico, e il pubblico sta dove una volta stava il palcoscenico. Poi in realtà lo possiamo usare è molto flessibile, l'abbiamo pensato flessibile, quindi lo possiamo anche ribaltare e usare al verso tradizionale. Un aneddoto che mi piace raccontare è quello che ha fatto un po' nascere la nostra storia, cioè noi quando siamo entrati abbiamo proposto, per riattirare l'attenzione della comunità di Gualtieri sul suo teatro, perché l'edificio è di proprietà del comune, una finta asta pubblica, che tutti hanno creduto vera, nel senso che abbiamo messo i manifesti per il paese con scritto è in vendita, verrà fatta un'asta di vendita del teatro, si invita tutta la cittadinanza a partecipare. E quello che è successo all'interno del teatro era una provocazione anche molto rischiosa da parte nostra, nel senso che abbiamo detto: cittadini, lo volete tenere voi o lo diamo a questo battitore venuto da Milano, a chissà che impresa privata lo destinerà? E alla fine questi 300 cittadini che improvvisamente, dopo appunto più di 25 anni di dimenticanza, sono arrivati in teatro a vedere che cos'era il loro teatro, hanno scoperto che in realtà l'asta era una sorta di spettacolo provocazione, le arti uscivano un po' dai palchetti, raccontavano il bello di abitare questo spazio, e i cittadini hanno deciso di tenerselo. E quindi da lì è iniziata un po' la nostra storia, che inizia con dei lavori fondamentalmente, e i lavori non si esauriscono mai, continuiamo a farne tutt'oggi. Le immagini che avete visto un po' prima di queste forse erano immagini dei primissimi lavori che abbiamo fatto noi, e poi la presentazione passa direttamente al progetto Cantiere Aperto. Perché passiamo lì? Perché in realtà questo è stato forse il progetto che più di tutti ha fatto sì che fossimo riusciti a portare in teatro la cittadinanza, per davvero a coinvolgerla attivamente nei lavori. Quindi noi abbiamo proposto un piano di lavori che dal 2011 si protrae tuttora, e che tra il 2011 e il 2013 ha comportato la riqualificazione, il restauro totale e conservativo della vecchia platea lignea, quindi un lavoro che abbiamo stimato costasse più di 170.000 euro al comune. Noi l'abbiamo fatto con poco più che 20.000 euro, perché in teatro, in quelle sere dove poi si mangia, si sta assieme, ci si racconta storie, ci si conosce, arrivavano anche più di 70 persone, soprattutto il primo anno era una cosa incredibile da vedere, sembravano formiche tutti in questi solchi che abbiamo. Ovviamente tutti i lavori che abbiamo fatto sono lavori che potevamo fare, che non andavano a intaccare le strutture, e quindi erano lavori che si potevano fare effettivamente. Poi tra l'altro ultra conservativi, perché il tavolato che sta sul palcoscenico adesso è il tavolato storico che abbiamo recuperato asse per asse. E quindi insomma, in sostanza il pubblico, i cittadini, ma veniva gente anche da fuori Gualtieri, da tutta la provincia di Reggio Emilia, ci raggiungevano in queste serie invernali
in cui nel nostro teatro fa piuttosto freddo perché non abbiamo l'impianto di riscaldamento e oltre a usarlo rovesciato nel suo proprio senso fisico, lo usiamo rovesciato anche nel suo senso stagionale. Noi la stagione diciamo, inizia intorno al 25 di aprile, il 25 di aprile e finisce a ottobre, quindi è al contrario in pratica della maggioranza dei teatri normali. Diciamo. E queste sono tutte immagini appunto dell'esperienza di cantiere aperto che ci ha portato addirittura fino alla Biennale di Venezia di Architettura di 2 anni fa, che trattava appunto il recupero dei beni comuni, insomma insieme ad altre 20 esperienze italiane, noi che con l'architettura in qualche modo molti di noi ci hanno a che fare, ma in realtà vabbè facciamo del teatro, siamo arrivati alla Biennale, questo è stato un obiettivo importante per noi, ma anche per i muratori, che è il nome che abbiamo dato affettuosamente ai ragazzi che con noi insomma fanno i lavori, per riqualificare progressivamente uno spazio che necessita continuamente di lavori. L'obiettivo iniziale che ci eravamo posti quando siamo formati in associazione, quando abbiamo deciso di abitare questo spazio, era quello ovviamente di costruirci una stagione teatrale dentro. L'abbiamo iniziato a fare dal 2009 e tuttora non abbiamo smesso, e quindi in questa piccola carrellata di immagini un po' di quelli che sono stati vari, insomma è pochissimo, insomma, quelli che sono stati gli spettacoli che hanno attraversato il nostro teatro in un verso o nell'altro, diciamo, utilizzando questo, vabbè, Oscar de Suma, insomma, sono stati tanti gli artisti che sono passati da Gualtieri, e la nostra direzione artistica, che questo è un altro, credo, punto chiave un po' del dibattito di oggi, è una direzione artistica che è collettiva, cioè l'associazione, noi ci riuniamo molto spesso e tutta la programmazione viene decisa in una sorta di collettivamente a tutti gli effetti, quindi gli spettacoli non abbiamo una figura di direttore artistico, ma è la stessa associazione che fa la direzione artistica. Nel corso degli anni poi l'immagine, ok, vabbè sì, questa. Nel corso degli anni, oltre alla stagione, abbiamo iniziato a mettere dentro nuovi progetti, a costruirne di nuovi anche con lo stesso pubblico. Adesso, queste ancora immagini di spettacoli. Questo per esempio è un progetto che nasce l'anno scorso, sono dei laboratori di teatro che facciamo con le scuole, laboratori gratuiti anche questi, quindi lavoriamo con l'infanzia, con le scuole, con la primaria e la secondaria di primo grado per il momento. E l'idea di Volt è quella di creare un unico contenitore che accolga tutti i vari laboratori con le loro particolarità, le loro caratteristiche, ma che abbia un tema comune ogni anno. L'anno scorso erano le avventure di Pinocchio, e un contesto che non è quello del teatro ma è quello del paese, dove diciamo, celebrare uno spettacolo collettivo in cui tutti i laboratori costruiscono un pezzo. Quest'anno lavoreremo su Don Chisciotte, lo dico in anteprima perché in realtà lanceremo alla fine di questo weekend il nuovo programma di Volt. Vai pure lì, grazie. Questo invece è un altro progetto che ha pochi anni, è nato 2 anni fa e si chiama Gulp, su tutte queste onomatopee non chiedetemi perché, però questo invece è una mini rassegna di teatro per ragazzi, che si concentra nel mese di maggio, e anche qua insomma, cerchiamo di far sì che il teatro venga abitato sempre di più dalla comunità gualtierese, dalle scuole di Gualtieri, dai bambini di Gualtieri. E devo dire una cosa, attraverso Gulp abbiamo incrementato il nostro pubblico sensibilmente, perché i bambini, tornando a casa dopo essere passati dal teatro, hanno attirato le famiglie. Adesso noi ancora non avevamo esperienza di questo tipo di approccio, però ha funzionato molto. E tuttora insomma, queste famiglie continuano a venire e vengono anche magari a qualche appuntamento della stagione del nostro festival, diciamo. E poi siamo andati nel paese con le associazioni del paese, abbiamo iniziato a costruire questo progetto che si chiama Fuoriuscite, che sono azioni, vai pure all'immagine, secondo me non si legge, è troppo piccolo il font, sono sostanzialmente dei concerti che vengono fatti in luoghi particolari del comune, del territorio, quindi andiamo a riscoprire magari angoli che gli stessi cittadini non frequentano, questi no perché sono abbastanza monumentali, però insomma li valorizziamo con un concerto, sono tutti eventi gratuiti e sono molto partecipati, soprattutto appunto anche, devo dire la verità, da un pubblico che non sempre viene a teatro in questo caso, ma è un pubblico che nelle sere d'estate magari gli piace l'idea di uscire, di andare a conoscere il suo paese,
sotto anche una veste nuova. Non è lo stesso pubblico che viene a teatro, ma poco importa perché anche questo è teatro e quindi diciamo in questo è un progetto che lo porta fuori dalle mura del Teatro Sociale di Gualtieri. Ora qua non leggo più. Ah, ok, questo è un altro progetto che per noi è molto strategico e che è un progetto che ha 4 anni. E, questo è un progetto completamente rivolto alla scena del teatro nazionale degli under 30 e non è l'unico, e qua sono ben contento di aver ritrovato dei colleghi che portano avanti esperienze simili con cui siamo in relazione, che sono Dominio Pubblico, ho visto Tiziano, e Festival 2030, Nicola e gli altri ragazzi. Direction Under 30 sostanzialmente lavora come un concorso per la premiazione, per la messa in scena in primo luogo e la premiazione di spettacoli di compagnia Under 30, ma tutto il processo decisionale sia di selezione, quindi di direzione artistica, che di premiazione degli spettacoli è affidato a delle giurie di Under 30 e questo permette di portare a Gualtieri un sacco di persone da fuori che poi si mescolano ai ragazzi del paese che aderiscono alle giurie, quindi partecipano al progetto. E diciamo che nella 3 giorni di fine luglio in cui si svolgono poi gli spettacoli e la festa e le premiazioni è molto bello l'atmosfera che si respira per Gualtieri perché ci sono circa 80 persone, tendenzialmente tutte under 30, fra compagnie, tecnici, giurati, amici, insomma l'atmosfera è molto bella. E Direction Under 30, sì esatto, queste sono un po' le immagini di quello che sono momenti sia di questo anno che delle edizioni precedenti. Non è un progetto solo nostro, è un progetto che portiamo avanti con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e sì, diciamo, è un progetto che appunto vuole lavorare sull'audience development e sulla la costruzione di un pubblico attivo di giovani, oltre che appunto sostenere compagnie giovani capaci attraverso 2 premi importanti, uno un premio di 4.000 euro alla compagnia che vince diciamo, il primo premio, il secondo è un premio che concede una replica all'interno del festival aperto della Fondazione Teatri di Reggio Emilia, quindi in una cornice senza dubbio più importante della nostra e più riconosciuta. Altre attività che ho messo dentro qualche foto per, insomma, sempre per stare all'interno della cornice un po' che ci sia che vuole questo incontro, quindi sempre nel discorso di attirare la comunità e di far sì che la comunità si senta coinvolta. Senza dubbio Cantiere Aperto è stato il progetto che più di tutti ha fatto questo lavoro qua, perché appunto le persone che hanno partecipato poi sono diventate amiche, ci seguono sempre, vengono sempre a teatro, praticamente uno zoccolo duro di irriducibili, qualunque cosa quasi, quindi forse anche troppo, non lo so. Queste comunque sono immagini invece di altri usi del teatro che portiamo avanti, fra spettacoli site specifici in occasione dell'Open Day dei teatri storici dell'Emilia Romagna, quindi abbiamo allestito uno spettacolo di danza in sospensione, mi hanno detto che non si dice verticale, e queste invece sono cene, pranzi che facciamo spesso, magari in occasione del 1° maggio o di festività abbastanza riconosciute, organizziamo dei pranzi in teatro e sono dei momenti di incontro con lo stesso pubblico, ma dei momenti veramente in cui il teatro viene abitato e non solo agito, non so come dire. Direi che è tutto, insomma. Grazie.